Palestra. Rieccoci, peccato, primo Inter Pares, appuntamento del mercoledì o lunedì, gruppo TV7, siamo a dire sulla pagina Facebook, arrivano moltissimi messaggi, ringraziamo, ci spiace che non abbiamo visto la partenza di questo razzo, per motivi che avete sentito, motivi ovviamente meteo. C'è avuto qualche dubbio e nel pensare male magari qualcuno trova ragione, perché la pubblicità è l'anima del commercio, ha pubblicitato un po' la marca delle proprie automobili, quindi può essere anche che l'abbiano ritardato anche per questo motivo. E pensare male, scusateci se pensiamo anche male, però è giusto dirlo. E andiamo da Elisabetta che voleva andare anche lei nello spazio. Elisabetta? No, vabbè, io sto bene qua. Lo so, era noi che volevamo mandarti nello spazio, era noi che volevamo mandarti. Noi, tu probabilmente. Io invece adesso vi porto con questo video a Singapore. Sappiamo che le mascherine sono diventate un bene di prima necessità, insomma c'è stato un periodo in cui era molto difficile trovarli e a Singapore hanno fatto dei distributori automatici dove la gente le può appunto ritirare gratuitamente. Sono sia per dimensioni per gli adulti che dimensioni per bambini. Praticamente ci si avvicina al distributore con il proprio tesserino sanitario, lo si fa vedere e quindi si sceglie la tipologia di mascherina insomma, di cui si ha bisogno. Ma è possibile che tutti gli altri paesi siano più avanti di noi? Cioè ci voleva un genio fare sta roba qui, io non lo so, delle volte mi stupisco, vedo delle cose straordinarie qui che sono delle banalità. Gratuitamente e tutto il resto. Vabbè, però Fabio non è che sia una... Però nessuno ha 450 persone che pensano a risolvere il problema, nessun paese al mondo. È vero. Bene. È provocatoria questa affermazione del Presidente Moretto. Va bene, c'è altre cose Elisabetta? No, per il momento no. Va bene, allora andiamo a vedere i messaggi. Leggiamo 4, grazie Dennis, non di più. Sono la Presidente Cadone e Volli, solleva un problema che non valutate, e cioè che la maggior parte di noi associazioni, le palestre che utilizziamo, non sono nostre, non sono in nostra gestione, paghiamo l'affitto per utilizzarla. Noi per esempio, è vero anche questo, quindi questo è un problema del Comune, bisognerà rivolgersi al Comune, poi Cadone che non è Padova, per quanto riguarda Padova risponderà l'assessore Diego Bonavina. Andiamo avanti. Bella la trasmissione, mi farebbe piacere che parlaste anche del dramma degli impianti natatorie che oltre ai costi del personale hanno costi energetici esorbitanti, incomprensibili, gran parte di loro non riapriranno e fra poco proprio ne parleremo con il Presidente Bardelle che li conosce molto bene. Andiamo avanti. Per fortuna riaprono i centri termali, per lavorare i centri sportivi, non quelli termali, era incomprensibile. Andiamo all'ultimo messaggio. Domanda secca per i signori in studio. Secondo voi riparte il calcio minore, esempio l'attività di base delle scuole di calcio? Allora Diego, rapida questa risposta, Diego, poi le palestre per quanto riguarda Padova. Stamattina il settore giovanile scolastico aveva una riunione, non ne so l'esito sulla ripartenza delle scuole calcio, comunque la mia impressione è che no, non ripartiranno, c'è una disposizione della Federazione Italiana Gioco Calcio del Veneto che ha sospeso l'attività giovanile fino al 30 di giugno e quindi ritengo che non potranno ripartire le scuole calcio. E poi non lo so calcio, se devo rispondere... Cioè la palestra, quella della palestra di Cadone che ha detto inizialmente che non sono di proprietà. Sì, allora lì bisognava capire... Vuole rivedere il messaggio? No, bisognava capire, se me lo ricordo perfettamente, bisognava capire se il gestore è un gestore di un impianto comunale e lei come Volley Cadone che utilizza l'impianto comunale oppure se parla di una struttura privata. Io parlo evidentemente della questione del comune, lì ogni comune è intervenuto come ha ritenuto opportuno, qui a Padova abbiamo fatto una serie di interventi, abbiamo sospeso il pagamento degli affitti, abbiamo posticipato il pagamento degli affitti di chi ha utilizzato l'impianto sportivo nel 2019-2020, normalmente vengono incassati al 31 di luglio, li abbiamo sospesi e rinviati al 31 ottobre. 31 ottobre perché? Perché immagino
che se una società riprende l'attività sportiva per la prossima stagione sportiva, raccolta delle quote, qualche piccolo sponsor, in questo momento sicuramente non c'ha i soldi, però ci auguriamo che al 31 ottobre possa... Allora siamo stati... Giorgio, scusami, se mi concedi, specifichiamo questa questione di Cadoneghe, nel senso che la presidente del Cadoneghe Volley, la signora Eva, ci specifica che loro hanno una palestra provinciale in un liceo a Cadoneghe e ne approfitterebbe anche per sapere, insomma, se deve essere sanificata e da chi, insomma, chi è che deve prendersi l'incarico di sanificare questa struttura che è provinciale in un liceo e di conseguenza loro non sono neanche i gestori ma sono solo in affitto. Che non si ponga neanche il problema alla presidentessa del Volley Cadoneghe, perché le palestre provinciali, quindi quelle scolastiche provinciali, non riaprono. Quindi non si ponga neanche il problema di chi deve fare cosa. Sei stato proprio entusiasmante. Il problema che ho sollevato prima Marco Marin, le palestre scolastiche non riapriranno e c'è il dubbio che non riaprano fino al 31 dicembre. Se la signora ascoltava quello che ho chiesto prima al nostro deputato di Padova, si deve fare un po' portavoce affinché questa cosa non deve accadere, perché se possono riaprire le palestre private, le palestre comunali, non si capisce perché non si vogliono riaprire le palestre Assolutamente scolastiche. d'accordo. Allora, siamo stati oggi alla Padova Nuoto per vedere com'è la situazione nelle piscine, e in special modo una piscina storica perché di Padova. non vogliono responsabilità, certo. Non vogliono lavori, basta. Certo. Lunedì 1 giugno, è questo il giorno in cui l'impianto sportivo Padova Nuoto aprirà la propria stagione estiva, una partenza inedita in questo 2020 rispetto agli anni passati, perché i clienti si troveranno di fronte a protocolli del tutto nuovi. Abbiamo previsto la prenotazione obbligatoria tramite applicazione sul telefono, oppure anche per chi ha difficoltà, non riesce a scaricare l'applicazione, possono chiamare presso il nostro impianto e registrarsi qui. E la consegna di un'autocertificazione che attesti appunto tutto quello che è come prescritto dalla legge. Nei prossimi giorni lo staff provvederà ad organizzare gli spazi rispettando le linee guida ministeriali, a partire da ingressi ed uscite separati per evitare i contatti tra le persone. Già nella segreteria sarà a disposizione del gel igienizzante da usare prima di accedere agli spazi successivi. Anche gli spogliatoi saranno oggetto di particolari attenzioni. Abbiamo previsto un'entrata e un'uscita come da normativa e delle segnaletiche all'interno che indichino appunto i posti dove poter appoggiare le proprie borse. Privilegeremo il non utilizzo degli armadietti, quindi l'utente riempirà la propria borsa con i propri oggetti, si porterà la borsa o sul piano vasca, dove abbiamo individuato appunto dei punti dove posizionare le borse, oppure sui lettini. Gli spogliatoi vengono poi sanificati durante tutto il giorno, perché abbiamo appunto chi si occuperà della sorveglianza dei prati e dell'igienizzazione degli spogliatoi. Anche la gestione del prato, di solito a uso libero dei clienti, subirà importanti modifiche. Abbiamo previsto a mappare il prato in piazzole all'interno delle quali appunto l'utente potrà sedersi, mettersi con il proprio lettino e tutte le prescrizioni inerenti appunto alla segnaletica, l'igienizzazione delle mani, distanziamento sociale e utilizzo di mascherine. Chi invece vorrà accedere all'impianto per il nuoto libero dovrà sottostare ad orari e tempi ben precisi. Chi vuole semplicemente venirsi a fare una nuotata, sul sito potrà reperire le varie fasce orarie e, rispettando quella fascia tramite sempre prenotazione, presentarsi qui per una sana nuotata. La durata è quella di un'ora, diciamo? Un'ora di nuotata, abbiamo messo la fascia oraria di un'ora e mezza, diamo il tempo appunto di un cambio spogliatoio e poi di una nuotata. Da mercoledì 3 giugno infine ripartiranno anche i corsi, che si terranno solo nella vasca interna per contingentare e controllare ancora di più gli accessi. Contingentamento anche in questo caso, rispettando quella che è la normativa, il numero di utenti per corsia sarà ridotto rispetto a prima, quindi anche qui necessità di prenotazione. Partiremo, abbiamo individuato intanto 3 giornate da dedicare ai corsi di nuoto e alle attività di fitness. Successivamente, se riusciamo, vorremmo inserire anche le attività di corsi di nuoto per i bambini. Sappiamo che le piscine sono quelle che hanno un costo ovviamente molto superiore a tutte le altre, tutti gli altri impianti, insomma, per fare dello sport. E come si supererà questo momento qui, dove dovranno essere contingentate meno persone, quindi arriveranno meno persone del solito e il personale c'è da pagare? E come si supererà questo momento qui per quanto riguarda le piscine? Beh, innanzitutto ci sarà, credo, un ritocco delle tariffe, cioè in maniera concordata col Comune di Padova, credo. Comunicato al Comune di Padova. Comunicato al Comune di Padova, e certamente
poi si spera che gli aiuti vengano per la sanificazione, cioè la ripartenza è molto impegnativa perché ci vuole una sanificazione, ci vuole tutto un sistema di controlli, anche personale che sia a disposizione per informare chi arriva. Certamente i costi saranno superiori, però si cercherà di organizzare al meglio, cioè organizzare ad orari, non è più come prima che uno arriva qualsiasi momento, ma dovrà prenotare, per cui i costi del personale sarà per fasce orarie. Ecco, ma non avete paura che proprio in virtù di tutto questo la gente un po' eviti di andare in piscina, insomma, che era abituata a fare la nuotatina d'estate? Perché io presumo che, tra l'altro, dico anche a Boaretto, che quest'anno molte persone, perché A, hanno già usufruito delle ferie per quello che è successo, B, bisognerà lavorare anche nel periodo estivo e ci saranno meno persone che andranno in vacanza, e specialmente qui il nostro territorio. C, perché in Sicilia e in Sardegna non ti fanno andare. C, perché no, puoi andare col tampone, no, puoi andare col tampone. Sì, vabbè, però puoi andarci, ma ovviamente anche per questo motivo, come diceva giustamente l'assessore, naturalmente molta gente potrebbe andare nelle piscine, oppure ad Abano negli impianti che lì di piscine ce ne sono a Iosa, quindi è anche un'opportunità nel momento di difficoltà di cercare di prendere qualche soldino, sì, se uso un termine magari non simpatico. Il problema di tutto è l'organizzazione, cioè non è come prima che tutto aperto, ma un'organizzazione di orari ben prestabiliti. Io so che perlomeno alla Padova Nuoto ci sarà un costo per la mattina, un costo per il pomeriggio, tutta la giornata sarà un costo superiore, cioè dovrà essere organizzato in maniera intelligente. No, ma tutto giusto, Presidente, ma la mia domanda era diversa, Sì, è chiaro, l'ha spiegato che prima, però se va meno gente, dico questo io, ma cambia il modo di andare in piscina, cioè uno che vuole risparmiare dice vado 4 ore, mi faccio la nuotata, prendo il sole 4 ore e poi me ne torno a casa. Uno che vuole stare tutto il giorno, come che era usanza, sa che il costo è superiore, perché la giornata intera è superiore. Cioè cambia anche il sistema però io sono convinto, bisogna anche essere fiduciosi, che se tu gli dai l'accoglienza, la pulizia, l'organizzazione, uno piuttosto che farsi chilometri e adesso puoi andare a trovare la spiaggia eccetera, passa 4 ore in piscina tranquillo. Certo, ecco, dico, tutte le piscine, quasi tutte le piscine sono gestione privata, però voi del comune ne siete i proprietari, insomma, ecco. Quindi che compiti avete per quanto riguarda queste? Perché sorride? Sì, permettimi una premessa, perché è passato prima quando Denis ha letto le linee guida per le piscine, no? Poi è passato un po' di tempo, c'è stata la falsa partenza e allora volevo ritornare. Immagino che se si dimentica il messaggio di 2 minuti fa, immagino volevo riflettere sulle linee guida, perché visto che abbiamo un po' detto, possiamo rivedere, Denis, le linee guida, pensieri. Scusami Diego, le linee guida delle piscine, possiamo rivedere che Diego vuole fare un approfondimento, prego Diego. Ecco, se uno analizza le linee guida per l'apertura delle piscine, se togliamo il distanziamento, eccole qui. Sì, se togliamo il distanziamento, io vorrei capire chi è che ha fatto queste linee guida. Cioè si dice non sputare, perché se non ci fosse stato il Covid uno poteva sputare, usare la cuffia se non ci fosse stato il Covid, cioè ci sono tutta una serie di cose su queste linee guida che veramente mi sembra una presa in giro. Mi sembra una presa in giro, perché se tu guardi solo le distanze sono relative a questa situazione, perché per tutto il resto le piscine devono essere pulite, le piscine devi utilizzare il cloro ovviamente. Noi a Padova abbiamo una fortuna incredibile che abbiamo dei gestori degli impianti sportivi comunali, quali appunto la Padova Nuoto, il Plebiscito o privata come la Nuotatori Padovani, sono gestori che sono gestori bravi, e quindi loro adesso stanno facendo, tu hai fatto una domanda prima al Presidente Bardelli dicendo come fanno le piscine,
Non lo so come fanno, non lo so, avranno un problema economico molto superiore rispetto a tutti quelli che gestiscono impianti sportivi. Le piscine sono veramente in difficoltà, se non c'è un aiuto economico per chi gestisce la piscina sarà un problema grosso, e se loro riescono a stare in piedi è veramente perché sono straordinariamente bravi e riescono a recuperare delle risorse. Perché tu devi calcolare che stanno in una situazione normale di pareggio queste associazioni sportive nel momento in cui sono strapiene nel periodo estivo. Adesso ci sono questi distanziamenti, ci sono questa difficoltà di portare dentro delle persone. Io sono molto preoccupato per gli impianti sportivi della mia città e sono preoccupato per le associazioni sportive che le gestiscono, e ti posso assicurare che io ho una vicinanza e una condivisione di problemi con i gestori delle piscine in questo caso che è quotidiana. Io vivo dei problemi che non mi sarei mai immaginato, e in questa situazione invece ci sono però bisogna problemi. superarli. Mi sembra che Gianfranco Bardelli Assolutamente abbia sì, detto, ripeto, ho esordito così, No, abbiamo dei gestori straordinari, Diego, sai che cosa? Che sia il plebiscito che la pallanuoto sono nati per lo sport, cioè nel senso che il plebiscito per l'attività che fa con la pallanuoto, col sincro, eccetera, la pallanuoto per il nuoto, il triathlon, eccetera, e quindi prioritario è tenere in piedi questi impianti per non lasciare a casa centinaia e centinaia di ragazzi che fanno attività sportiva, perché noi so che la pallanuoto ha aperto la prima lunedì e funziona con centinaia di ragazzi che fanno attività sportiva. Speriamo che i cittadini padovani siano vicini a questi impianti e che vengano a passare 4 ore, 2 ore, anche la nuotatina fra le 12:30 e le 2:30, e ti danno la possibilità di sopravvivere. Se no, lo sa il Comune di Padova che molti gestori di impianti alla fine dell'anno porteranno le chiavi. Senti Presidente, tu sei Presidente del CONI regionale, quindi copri tutte le discipline sportive della nostra regione, e tutte le altre discipline escono un attimino dalla tematica. Tutte le altre discipline sportive come andranno, come si evolverà dalle scuole a tutte le attività che comportano la praticità dello sport? L'assessore Bonavina ha sollevato un problema. C'è stata la ripartenza con tanta confusione. Io faccio un esempio unico. Come si sono dimenticati degli impianti termali nello sport a livello nazionale, sempre perché non è stato fatto un tavolo del turismo, un tavolo dello sport, un tavolo dell'economia, ma sono stati messi professori, purtroppo, geni, eccetera. Si sono dimenticati dell'equitazione. Se c'è uno sport che è l'equitazione, che non porta la distanza perché il cavallo col cavaliere sono sempre distanti uno dall'altro, si sono dimenticati dell'equitazione. Cioè, quindi, per dire la confusione che è stata fatta sia sulle norme che sono state date, ma sia anche sull'organizzare il ritornare a fare sport. È stato tutto un po' improvvisato. Io devo dire che in questo caso la Regione Veneto e i comuni del Veneto sono stati molto bravi a adeguare le norme per far ripartire lo sport. Sta ripartendo, certamente con grande difficoltà, come dico. La mia preoccupazione, io domani sarò in Regione Veneto al tavolo, finalmente fanno un tavolo per lo sport con 3 assessori e io spero che anche il governatore ci venga a trovare, in cui dovremmo organizzare al meglio il ritorno dello sport, sia del problema delle palestre scolastiche, perché sarà un grande problema. Il 50% dello sport, vero Assessore, si svolge nelle palestre scolastiche. Se i presidi che hanno il potere, perché diciamolo chiaramente, hanno detto che loro fino al 31 dicembre non danno nessuna autorizzazione di dare la palestra alla società sportiva. Ma di cosa parliamo?
Lo sport certo, muore. ma io presumo che poi sia un comitato scientifico che dà queste indicazioni ai politici. Non penso che il politico si prenda queste la competenza scusate, del dirigente di scolastico. professori e di comitati scientifici ne abbiamo già abbastanza. Bisogna essere seri, a mio modo di vedere. Bisogna che il politico si prenda la responsabilità. Questo è un altro discorso. Guardi, abbiamo fatto protocolli per tutti. Adesso il nostro Presidente ricorda che non sono stati fatti per l'equitazione. Però io voglio capire una cosa. Quando si parla di distanza sociale vale per tutti, quando si parla di armadietti e di spogliatoi vale per tutti. Noi siamo caduti nel pensare che bisognava per ogni settore fare una cosa specifica, perché se io prendo il regolamento delle piscine o delle palestre non è diverso da quello che facciamo noi nei centri termali e nelle piscine termali. Quindi io mi chiedo, ma perché quando si è fatto con il buonsenso un regolamento non lo si fa declinare poi alle persone che effettivamente svolgono l'attività? Ah, questo sono d'accordo. E quindi questo è sbagliato, No, però perché è stato noi, fatto. mi scusi, noi abbiamo aspettato praticamente molto di più. Le faccio un esempio stupido. Le estetiste in Svizzera hanno aperto in aprile a Lugano. Le estetiste in Italia hanno aperto il 18 di maggio, perché dovevano aprire tra l'altro a fine maggio. Allora io mi dico, visto che i professori sono professori, visto che gli scienziati sono scienziati, ma loro sono diversi gli scienziati? Il virus è diverso dalla Svizzera, è diverso dall'Italia? No, però poi succede Questi sono gli esempi che però bisogna poi succede fare. che in Francia, e allora quando il aspetti, politico deve avere il coraggio di prendere una decisione, capito, non però può Conte o chi per esso, per tutto quello che ha avuto, chiedere sempre alla Commissione di decidere per lui, lui è a posto. Io non voglio fare l'avvocato difensore di Conte, ci mancherebbe altro, non è mio compito. Però poi le dico, guardo in Francia aprono le scuole, le chiudono, 70 scuole le chiudono, guardo in Inghilterra aprono, chiudono tutto. E poi vi dico che guardo anche altri esempi. In Austria le hanno aperte e sono ancora aperte, sì, in Germania le hanno aperte e sono ancora aperte. Mi guarda però, guardi eccezioni negative e positive. Vabbè, io ho portato esempio che in Francia hanno aperto le scuole, una settimana dopo le hanno chiuse. In Inghilterra il buon premier inglese ha sparato sulla Croce Rossa, che tutti voi sapete, ha chiuso tutto. Per andare oggi lì devi fare, se vai oggi in Inghilterra devi fare la quarantena quando entri lì, cioè voglio dire, è tutto vero, però poi sono andati in difficoltà. Sì, e quindi, però quello dire, che a noi è mancato e che manca ancora è una chiarezza, una tempistica. Allora, loro dicono, mi scusi, non si può dire aprite le piscine, aprite i centri termali e poi, no aspetta, ci siamo dimenticati le linee guida. In questo stato di confusione e di errori che sono stati fatti e che condivido, date anche il beneficio di inventario che era una cosa che non era mai successa e che sicuramente errori ne venivano e ne verranno commessi e che non è di facile soluzione. Possiamo mettere anche questa ipotesi, non a difesa di chi, perché bisognerà metterla anche questa. Si fanno delle regole per le palestre, valgono per le palestre comunali, per le palestre scolastiche, per tutte le palestre. Su questo sono d'accordo. Non puoi che le palestre comunali, no, però, perché si assume la responsabilità. È un problema dei dirigenti scolastici. Sì, no, ma sto arrivando al dunque. Nelle palestre comunali si assume la responsabilità il comune, che è un istituto, mentre nelle palestre scolastiche la responsabilità è dei professori, dei presidi, i quali dicono, beh, io la responsabilità non me la prendo perché magari c'è un coronavirus che succede e io... Ma è giusto sia così, è giusto sia ma così. Anche nella palestra comunale ma è giusto, ma anche nella pallavolo da Fabio Cremonese non può prendere responsabilità. No, ma per dire, le palestre sono tutte le palestre, non puoi lasciare cioè che i presidi si prendano, adesso io non so, per legge forse, si prendono di non aprirle, di non consegnarle, ma di aprirle dopo il 31 dicembre. Ma dove avviene al mondo? Certo, Fabio, per esempio, certamente in Svizzera, in Austria, Fabio Cremonese, tu hai la gestione del palazzetto più grande che c'è a Padova, quindi hai la gestione in tutto, in toto, e quindi quel palazzetto lì a cosa servirà, come diceva Diego, a convegni, cioè i tuoi Chiaramente atleti... anche noi in questo momento stiamo cercando di arrangiarci, di andare avanti, di trovare delle soluzioni. Come ho detto prima, Giorgio, non abbiamo delle risposte, e quindi stiamo qua in attesa che cerchiamo di capire
prima possibile. Io credo che stiamo vivendo forse di giorno in giorno, cioè per tante decisioni, certo. Quindi in questo momento mi trovo spiazzato, ripeto, non è colpa di nessuno, cioè mi trovo spiazzato nel senso che noi eravamo abituati a fare dei programmi a lungo raggio, oggi mi trovo che non so cosa faccio domani e quindi è difficile dare delle risposte. Se poi mi dici... Scusa, per esempio Fabio, scusa, ti faccio una domanda, in virtù di questa indecisione che c'è da chi deve prendere le decisioni, che gioca di parola, uno si può fare un piano A, un piano B, un piano C, dire piano A è questo, piano B è questo, piano C mollo tutto. Il terzo lo togliamo, però faccio anche questa ipotesi. È chiaro, però ecco. sai, è la responsabilità nei confronti di tanti ragazzi che credono in noi, del mondo dello sport, di questi ragazzi che hanno bisogno di ritornare a fare qualcosa. Abbiamo la responsabilità nei confronti di tutti gli sponsor che hanno creduto in un progetto, e di tutte le persone che credono nello sport, che vengono a vedere lo sport, degli appassionati, quindi dobbiamo in qualche maniera stare uniti. No, io spero che l'unione non sia solo quella del cittadino di Padova, come ho sentito prima, o che sia il Veneto. Io spero che ci sia, che si arrivi finalmente un giorno ad avere un'unione, una strategia che parta da dove deve partire e che ci dia delle linee un po' precise. Possiamo comunque capire che ci possono essere delle varianti in corso d'opera, però dammi un obiettivo e può darsi che cambiamo qualcosa. Io vi faccio una domanda a tutti. Sì. Il ragionamento che fa è di un organizzatore serio, come hai detto te Fabio, come ha detto il Presidente, come dice anche Boaretto nel suo lavoro. Però è difficile organizzare oggi, quando non si sa questo maledetto virus che fine farà, perché io sento, qui abbiamo scienziati del comitato scientifico, ho avuto ospiti importantissimi in questa trasmissione e tutti dicono, mi hanno detto sicuramente a settembre, a ottobre ritornerà. Ma porca miseria, ho detto io, non è che magari abbiamo la fortuna. Ecco, questo Giorgio è il problema, è che qua tutti parlano solo per fare pubblicità sulle televisioni, solo per portare gente in televisione che non capisce. Finisco la domanda, ecco, finisco la domanda. Qui non è un politico che deve prendere decisioni, ed è vero quello che dite, però il comitato scientifico che sono i tecnici, dovrebbero essere loro in grado di dirci qualcosa, che sia basato il nostro governo, per fortuna con risultati finora ottimali anche dopo errori iniziali. Se vi faccio vedere qualche intervista di qualche scienziato che è venuto qui all'inizio, cosa diceva? Che la mascherina non serviva, che era una leggera influenza, poi ha cambiato percorso strada facendo. Ma detto questo, Fabio Cremonese, se il segnale di questo comitato scientifico, che ha dato indicazioni al governo chiare, ti dice state attenti perché questo virus è un virus che può ritornare a settembre, quando c'è l'autunno, l'inverno, quello che arriva. E uno come si può comportare nel programmare, nel dare delle indicazioni? Perché io governo posso dire, sto facendo un esempio ad alta voce, aprite tutti, apri le palestre, apri il palazzetto, apri le scuole, apri le piscine, poi succede che a settembre, come mi dice il comitato scientifico, ci sono molte probabilità che ci ritornino i focolai e ritorna un dramma totale. Se io devo prendere una decisione, che decisione prendo? Non voglio fare l'avvocato difensore di nessuno, Fabio, metto quello che ti raccontano e che raccontano a me, che molto probabilmente lo sai anche te, comitato scientifico, e io che devo prendere decisione. Giustamente Boaretto ha detto il politico deve prendere, ed è vero. Che decisione prendo? Che decisione prendete? La situazione è questa, signori, state attenti che se riaprite con l'inverno può capitare di nuovo questa cosa. Cosa fate voi che dovete prendere decisione e ne siete responsabili dell'incolumità del cittadino e dell'atleta? Infatti prima ho fatto una premessa, ho detto che non è colpa di nessuno la situazione dove in questo momento viviamo la giornata, però credo, come ha detto prima, che se ci sono delle linee devono essere delle linee guida che abbiano un buon senso un po' su tutte le cose, però sembra che non ci siano, ma non si vuole fare, non serve niente fare polemica, no, non serve niente. Fabio, non è polemica, ci manca, proprio, è tutto fuori che polemica in questo momento, ci manca. Sto facendo un ragionamento con voi ad alta voce per cercare di capire e non voglio mica avere ragione, sto facendo domande. Succede che il Bardelli apre la piscina, faccio un esempio e può essere paragonabile a una palestra o un albergo, che può contenere 100 persone all'ora, faccio un esempio, per via del coronavirus e gli dà delle linee guida, come avete detto voi, sta dentro Bardelli, lei può aprire, però non potranno andare 100 persone, potranno andarne 20 persone. Tu hai la linea guida, poi vai nel fatto del bilancio e dici con 20 persone è meglio che chiuda. E allora cosa fa Bardelli? Questo, io ti do la linea guida. C'è una differenza rispetto non so se ho capito, se mi sono spiegato bene la domanda. Allora, io credo che
fermo restando che ritengo che la situazione che abbiamo vissuto sia stata difficilissima da gestire e secondo me la gestione è stata positiva, nel senso che nel periodo, nella fase 1 secondo me l'Italia si è comportata bene, dopodiché nella fase 2 si poteva fare tutto il contrario di tutto, che tanto c'è quello che è contento e quello che non è contento e lì subentra più una questione emotiva e una questione, consentitemi anche il termine brutto in questo momento, ma politica, perché arriva da una certa fazione politica una contestazione piuttosto che un'altra rispetto a quello che fa il governo. Detto questo, dico che se dovesse tornare a ottobre, lo sento dire da più parti questa cosa e anche ovviamente da chi sa, io credo che c'è una differenza rispetto alla situazione che abbiamo vissuto adesso, che è l'esperienza. L'esperienza può fare tanto perché quando il Veneto cosa ha fatto di straordinario quando c'è stato il caso Avo? Ha stretto, ha chiuso Vo per cercare di isolare quel focolaio. Credo che se a ottobre dovesse venire fuori un nuovo caso, un focolaio nel mio condominio piuttosto che nella palestra, speriamo di no, della Chioene Arena, io credo che l'esperienza ci dirà che devi isolare, quindi sai intervenire nell'immediato rispetto a una situazione. Tutto giusto, vero? Se ti capita in una città come Padova... certo, però ti capita nella città come Padova, Giorgio, l'importante è sapere dove capita, no? Io credo che l'esperienza da questo punto di vista ti può aiutare. È una differenza... guarda, devi fare i tapponi in tutta la città? No, Giorgio, no, io non credo che sia così. Io credo che il fatto di aver già vissuto questa situazione ci potrà aiutare da questo punto di vista. Ma ci siamo anche preparati. Ecco, voglio dire, sì, volenti o nolenti abbiamo una domanda, l'attrezzatura. scusa, perché la domanda poi la pubblicità, poi abbiamo l'ultima parte. Cioè loro dicono che arriverà probabilmente, cioè che potrebbe arrivare a settembre, Fabio, speriamo ma di la no. conseguenza, cioè perché? Cioè, da cosa potrebbe arrivare il fatto che a settembre-ottobre... Dal clima. Quindi, allora hanno capito che con il clima più freddo potrebbe ritornare questa... Prendi l'influenza e in virtù che prendi l'influenza prendi questo tipo di influenza. Quindi... Solo per questo, hai capito. Vado in pubblicità, l'ultima parte tra poco.